Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Ronciglione in provincia di Viterbo. Il comune si trova a 441 metri sul livello del mare e conta 8.500 abitanti. Non aggiungo altro, la parola al sindaco. E con gioia incontriamo Mario Mengoni, che è il sindaco di Ronciglione. Siamo qui all'interno del comune. Allora, ci presenti il comune di Ronciglione. Innanzitutto buongiorno a tutti, grazie a te per essere qui e a tutti voi. Ronciglione è una cittadina, io dico sempre particolare, parto da questa definizione. Ha una caratteristica fondamentale che è il suo centro storico, soprattutto è diviso in due parti, una zona rinascimentale e dall'altra parte una zona invece medievale. La parte rinascimentale è quella che ancora oggi è il centro socio-economico della nostra comunità, è il nostro fiore all'occhiello, il mio in quanto primo cittadino. E la parte invece medievale è quella parte che turisticamente oggi ha avuto una grande rilevanza mediatica e che grazie a questo ha una nuova vita, soprattutto turistica appunto, dove c'è un incremento di attività di tipo turistico, quindi ricettivo, e pian piano verranno anche altri tipi di attività e stiamo favorendo questo tipo di operazioni. Ronciglione è lo stesso paese che ha anche al suo interno una bellissima zona naturalistica, il lago di Vico. Io dico sempre la riserva dei Monti Cimini, perché il lago e la riserva sono un tutt'uno. Il lago secondo me è quell'elemento che ha dato un valore aggiunto alla nostra comunità, perché abbiamo un bellissimo borgo rinascimentale e medievale, ma abbiamo anche questa possibilità, cioè che il turista viene a Ronciglione e può godere sia delle bellezze artistiche, architettoniche del centro, ma soprattutto della bellezza naturalistica e di vivere in pace una vacanza all'interno dei nostri Monti Cimini e nel lago di Vico. E qui abbiamo anche la Rocca, no? Abbiamo anche la Rocca, che però già stiamo entrando nella zona medievale, che quindi è l'ingresso vero e proprio alla zona medievale, che appunto difendeva quello che era il vecchio comune, quello che era la vecchia comunità di Ronciglione, che la difendeva dal lato che era più vulnerabile, perché dall'altra parte, che è l'altra caratteristica di Ronciglione, perché si affaccia su un vallone che è il vallone del Rio Vigano e quindi sta su questo costone tufaceo, ci si affaccia dalla chiesa della Provvidenza, che è nel punto più basso dell'anello del borgo medievale, e da lì possiamo vedere tutta la vallata del Rio Vigano, al fondo del quale si intravede un ponte, che è un ponte di ferro particolare perché è costruito con stile Eiffel, l'unico in realtà in Europa costruito a un'unica arcata, e quindi particolarmente bello e interessante dal punto di vista ingegneristico. La magnificenza di Ronciglione la si scorge già dalla porta d'ingresso. Porta Romana è, per chi è di Ronciglione, quando rientriamo da qualsiasi posto dove siamo stati in vacanza o per altri motivi lavorativi, è come dire rientriamo a casa. Era quella in realtà l'obiettivo, l'idea era quello di dire state entrando a Ronciglione, in realtà state entrando in quello che era il territorio dei Farnese, e quindi era la porta d'ingresso a un territorio di una famiglia importante che ha dato tanto e che quindi anche a Ronciglione ha dato la porta d'ingresso, che per noi è un elemento che divide quasi il paese, dice no, prima e dopo l'arco, e per noi è un elemento proprio di riconoscimento e di fratellanza in un certo qual modo. Ronciglione è anche paese della nocciola? Ronciglione è anche paese della nocciola, sicuramente la nocciola è uno dei motori trainanti della nostra economia, sia da un punto di vista agricolo ma anche da un punto di vista ormai culinario, perché pian piano, non subito, ma pian piano è entrato nelle cucine dei ristoranti, ma anche delle famiglie, ovviamente principalmente con la parte dolciaria. Il dolce tipico di Ronciglione, dove si utilizza molta nocciola, è il pan papato, che si realizza a Natale e che noi abbiamo l'abitudine di condire molto con nocciole e altre frutta secca, ma soprattutto con la nocciola. E da qualche anno avete un testimonial in più e lo vediamo qui anche all'ingresso del comune.
Sì, diciamo che dobbiamo secondo me dire tante volte grazie a Marco Mengoni, ma non per la sua bravura, e quello è ormai secondo me indubbia, ma soprattutto per essere rimasto legato al nostro territorio e di continuare a dire ogni qualvolta ha l'opportunità di parlare liberamente di quelli che sono i suoi legami, le sue tradizioni, le sue passioni, e l'evoluzione anche turistica che abbiamo avuto in buona parte è merito di questa promozione che Marco ha continuato a fare, perché ha fatto emergere non tanto e non solo le bellezze artistiche e naturalistiche del territorio, ma quelle che sono le caratteristiche di questa popolazione che oggi io rappresento, di cui ripeto sempre di essere molto orgoglioso, perché ha fatto capire quant'è una popolazione legata a quelle tradizioni proprie, come visceralmente quelle tradizioni vengono vissute, e che quando non ci sono si sente proprio una mancanza, come è successo durante il periodo del Covid, dove abbiamo effettivamente sentito una carenza di legame in una comunità, quindi non un problema sociale, ma una comunità che sembrava perdersi, e che invece grazie al ritorno a una vita normale, dove gli elementi di unione di questa comunità, mi piace chiamarla comunità e non cittadina per questo motivo, è forte grazie a quelle tradizioni e grazie a quei valori. Un comune che bisogna visitare tutto l'anno, anche perché ci sono varie manifestazioni, ad iniziare dal Carnevale. Sì, diciamo che quando dicevo che è una bella comunità per questo motivo, a me piace andare molto spesso alla scuola, principalmente alla scuola elementare, e chiedere ai bambini perché siete ronciglionesi. E quando mi rispondono che sono ronciglionesi perché abitano a Ronciglione, dico che sto sbagliando qualcosa. Quando la risposta è sono ronciglionese perché abbiamo il carnevale, perché abbiamo le corse a vuoto, perché abbiamo il presepe vivente, perché abbiamo il lago di Vico, abbiamo il centro, allora siamo nella direzione giusta di creare una comunità. Qualcuno si sente ronciglionese non perché abiti a Ronciglione, ma perché effettivamente sia legato alle tradizioni di Ronciglione. Ma che cos'è Ronciglione per lei? Questa è una domanda che un po' mi mette in difficoltà, nel senso che per me Ronciglione è casa. Dopo essere qui dentro come amministratore da circa 12 anni, è forse qualcosa più di casa, la sento veramente come parte integrante della mia vita. Ho dato quello che potevo dare, ho ancora alcuni anni davanti per poterlo dare, e spero di riuscire a dare il massimo che io possa dare in questi anni. Ho avuto grandi riconoscimenti, momenti brutti della mia vita da parte della popolazione, e questo forse è l'elemento che più di tutti mi ha dato gratificazione, più dei risultati elettorali, perché poi la politica e le elezioni sono particolari, ma quando hai una criticità personale e la popolazione ti avvicina, quello secondo me è il risultato migliore. Grazie Sindaco, e noi ci spostiamo di poco per andare ad incontrare il parroco di Ronciglione. E adesso all'interno del Duomo incontriamo Monsignor Silvio Iacomi. Allora, ci presenti la comunità cristiana di Ronciglione. Dunque, la comunità cristiana di Ronciglione ha circa 7.800 abitanti, divisi in due parrocchie fino al 2000, la parrocchia di Sant'Andrea Apostolo in fondo al paese all'inizio verso Roma, e la parrocchia di San Pietro Apostolo e Santa Caterina qui al centro. Questa popolazione è di abitudine rurale, per cui una devozione legata molto alle tradizioni, ai santi e in modo particolare alle scadenze festive, molto attentamente partecipi, con forte tradizione e soprattutto legata alle abitudini dei padri, con le processioni, in modo particolare con la festa di San Bartolomeo Apostolo, patrono, portato da una macchina di 8 quintali che è giù sul fondo della chiesa. Il santo, eccolo lì, viene portato da ben 65 conduttori iscritti in sodalizio di San Bartolomeo, che lo portano a spalle, un po' sul facsimile della macchina di Santa Rosa, che praticamente vogliono un po' imitare e con cui sono veramente un po' collegati con una specie di gemellaggio. E qui questo Duomo rappresenta anche la fede dei ronciglionesi, perché abbiamo tantissime opere d'arte che sono state date alla Chiesa. Questo Duomo è stato voluto fortemente dalla comunità di Ronciglione quando verso il 1600 si è allargato ed è uscito dal paese cosiddetto medievale, chiuso tra l'antica chiesa di Santa Maria della Provvidenza dell'anno 1000, la primissima chiesa madre di Ronciglione, e con la rocca del castello, prima dei Borgia e poi
dei Telarovere. Il paese ha avuto bisogno di allargarsi, quindi è stata fondata questa piazza con il palazzo prima della Camera Apostolica, adesso attuale comune, e poi soprattutto questo grande duomo voluto da tutta la comunità. Un duomo su disegno del Rainaldi verso la fine del Seicento, per 20 anni di costruzione di stile tipicamente barocco, con una cupola di 39 metri, ma soprattutto con 2 altari a crociera, uno dedicato alla Madonna del Rosario del Ghezzi, l'altra alla Madonna Assunta con una pala del Trevisani, e con soprattutto un trittico che per noi consideriamo preziosissimo del 400 di Gabriele di Francesco da Viterbo, del Santissimo Salvatore tra la Madonna e San Giovanni. E all'interno del Duomo abbiamo anche una cappella dedicata alla venerabile Mariangela Virgili. Negli anni 70 questa venerabile, che per il popolo di Ronciglione è importantissima perché è acclamata e venerata come una santa, di cui adesso abbiamo questo percorso di santità, è stata seppellita qui al Duomo di Ronciglione proprio perché la chiesa carmelitana dove era sepolta purtroppo è diventata diruta, abbandonata, privatizzata, per cui è stata portata qui alla cappella cosiddetta del Crocifisso. E qui abbiamo anche la casa natale poi, no? A Ronciglione abbiamo la casa natale di questa venerabile che è giù al borgo di sotto, a Piazzetta degli Angeli, dove lei ha vissuto in umiltà e in semplicità con i suoi genitori, non monaca come desiderava, ma con stile monastico nella sua casa. E sono tante le chiese presenti a Ronciglione e proprio qui a fianco abbiamo un'altra bella chiesa che è dedicata al Santo Rosario. Le chiese a Ronciglione, quando insegnavo alle medie e ne facevamo uno studio, sono ben 18, perché praticamente tutte le confraternite avevano la loro chiesa. Pensiamo che Ronciglione era Ducato di Castro e Ronciglione sotto i Farnese. In quel periodo c'erano i carmelitani scalzi, gli agostiniani, i conventuali di San Francesco, le carmelitane, poi vennero anche le maestre piovenerini, i dottrinari, quindi un insieme di congregazioni che praticamente Ronciglione tra il 600 e il 700 erano più i consacrati che non gli abitanti. Chiudiamo il nostro incontro con il messaggio del parroco alla cittadinanza. Si dovrebbe avere la voglia di una ricerca comunitaria. Oggi la Chiesa parla tanto di sinodalità, di compartecipazione, di collaborazione. In questo senso purtroppo è da riscontrare una fede più personalistica e vissuta a livello individuale. Ecco, ci auguriamo tutti che possiamo veramente riscoprire il senso della sinodalità e di una vita comunitaria e partecipata. Grazie parroco, e noi continuiamo il nostro cammino alla scoperta delle meraviglie di Ronciglione. E a Ronciglione anche l'itinerario del gusto merita interesse e lo percorriamo con la signora Caterina Polidori. Innanzitutto dobbiamo dire dove ci troviamo, perché qui abbiamo una situazione naturalistica bellissima. Questa splendida cornice è il lago di Vico, a Ronciglione. Questa località è chiamata Gli Arenari e qui siamo a Riva Felice, nel nostro piccolo ristorante che viene gestito da me, mio marito e le mie 2 figlie. Ho visto prima che stava preparando la pasta. Gli gnocchi di patate e i tortorelli che sono fatti con acqua, farina e sale, che è un piatto caratteristico di Ronciglione. I tortorelli vengono serviti e conditi con il sugo di coregone. Il coregone è un pesce caratteristico del nostro lago. Gli gnocchi sono stati fatti con un pesce di mare, pure per variare, che è la ricciola e pomodorini. Mentre questi sono ripieni di coregone e serviti con un sugo di persico. Il persico è sempre un pesce del nostro lago. Questo è un luccio che viene fatto sulla piastra o alla griglia con del finocchietto selvatico. Poi dopo vengono fatti, il coregone sempre alla piastra. Il persico viene fatto fritto dorato. Signora, il pane è un'altra caratteristica del vostro ristorante. Io in pratica preparo l'impasto la mattina con pochissimo lievito, una buona farina, dell'acqua, un po' di olio di oliva e lo metto a lievitare per tutta la notte e così mi preparo sempre il pane per il giorno dopo. E abbiamo vari formati. Vari formati, le treccine, le fruste, le ciambelle, le pizze. Poi so che tanti vengono qui per i dolci. Sì, è vero.
La crostata più amata è la crostata crema e pesche, poi facciamo anche la crostata con la ricotta e con la crema di nocciole del territorio e anche i tozzetti. I tozzetti che è il nostro dolce caratteristico, appunto fatto con le nocciole della zona. Qui è ricca di noccioleti. E qui si mangia poi affacciati sul lago? Sì, abbiamo queste verande che restano aperte, quando fa freddo se necessario abbiamo i condizionatori per riscaldarle, poi abbiamo la spiaggia dove la gente dopo il pasto viene qui a digerire, si riposa. Ronciglione è conosciuto per il carnevale Sì, e lì ho visto delle foto. Sì, è una bellissima manifestazione dove mio marito e le mie figlie soprattutto partecipano tutti gli anni e io vengo coinvolta perché poi mi prendono in giro e mi dicono tu sei di fabbrica, non sei di Ronciglione. Però io preparo tutto, aiuto per i costumi insieme a loro, insomma ci divertiamo molto, sì. Vogliamo chiudere con un invito? Veniteci a trovare, è un posto bellissimo, poi Riva Felice dove tutti sono felici e contenti. Grazie alla signora Caterina. Grazie a voi, è stato un piacere. E noi continuiamo la nostra passeggiata alla scoperta delle bellezze di Ronciglione. E con l'architetto Pietro Paolo Lateano andiamo a scoprire il gioiello di Ronciglione, la chiesa di Sant'Eusebio. Lei ha curato i restauri, è il conservatore e quindi chi meglio di lei? Ci presenti questo gioiello? Ci troviamo nel monumento più antico della Francigena. Questa chiesa, così come la vedete, ha 1800 anni. Sorge su una preesistenza pagana, una piccola tomba, immaginate come quelle che trovate sulla Via Appia, che aveva all'interno 7 sarcofagi, dedicati a un Flavius Eusebius, un generale romano che in questo luogo decide di farsi seppellire. E infatti nell'iscrizione tombale dice «Sibiet suis» per se stesso e per i suoi, in re sua, nella sua terra, perché era della gens sutrina. La chiesa poi, nel corso dei secoli, che si trovava sulla Via Francigena, quella che è qui fuori è la Via Francigena, viene costruita attorno a questa tomba pagana. Pensate che ha un percorso ininterrotto di 1800 anni, ancora oggi le persone vengono qui sulla Francigena a pregare sulla tomba di Sant'Eusebio. Nel giro di 400, 500, 600 anni comincia a trasformarsi e diventa questo che vedete, una chiesa romanica perfetta, bellissima, con tante cose uniche per la storia dell'arte. Presentiamone qualcuna. Parliamo magari prima dell'architettura. Questa chiesa sorge, come vi dicevo, su questa tomba pagana e piano piano si dice per gemmazione, cioè per parti successive comincia a comporsi. La prima parte è questa nave centrale, la navata, dove noi vediamo in particolare dei capitelli bellissimi. Capitelli che sono dell'VIII secolo, che sono degli intrecci zoomorfi, sono dei serpenti che si arrotolano, questo simbolo è molto importante, piano piano si razionalizzano e sull'altare maggiore, questa è una cosa praticamente unica, diventano capitelli trifacciali e questo denuncia il fatto che internamente ci fosse un percorso pellegrinale. A man destra, cioè girando in questo senso, i pellegrini vedevano un'immagine da questa parte e nell'altro capitello che sono un pavone e una pernice. Il pavone è un simbolo particolarissimo, è il simbolo della immortalità, perché i romani, gli antichi romani, mangiavano la carne del pavone perché frollava tanto tempo e non marciva e quindi il cristiano la prende come simbolo dell'immortalità. Dall'altra parte la pernice, che è un altro uccello molto importante perché si accoppia con un solo compagno, fa i pulcini solo con quello, non tradisce, diciamo così, quindi i cristiani lo prendono come simbolo della fedeltà. Quindi a man destra, pellegrino, ricordati, la mano di Dio, ti aspetta la fedeltà, l'immortalità. Attento! Man sinistra, l'altra parte, la mano del diavolo, ci sono rappresentati i serpenti rovesciati che sputano fiamme. Quindi ti aspetta il male, sconfitti perché sono rovesciati, ma sempre male è. E abbiamo degli affreschi unici. Sì. Tra l'altro abbiamo anche un'altra piccola cosa, permettetemi, che sono 53 graffiti in onciale romano. È una lingua parlata e scritta che va nel periodo in cui il latino comincia a essere desueto e il volgare ancora non c'è. Quindi le persone che dovevano attraversare la Francigena dovevano parlare e scrivere una lingua in qualche modo che traghettasse queste cose, una sorta di esperanto. Gli stessi pellegrini, molto probabilmente, fanno sì di dedicare come offerta
per la loro salvezza, perché hanno ottenuto grazia da Eusebio, dei riquadri. La Visitatio Virginis è dell'VIII secolo, rappresenta la Madonna e Santa Elisabetta che si abbracciano e si baciano e San Giovanni Battista salta nel grembo di Santa Elisabetta. Ma quella unica al mondo è l'albero di Jesse. Jesse è il capostipite della stirpe sacra di Gesù. Re Davide, Abramo, Isacco, Giacobbe, Gesù. Viene rappresentato come un vecchio che sogna che dalla sua pancia si sfioccherà un albero che darà origine a tutta questa stirpe sacra. Noi a oggi conoscevamo, in Europa, la rappresentazione più antica di questo tipo di iconografia a Parigi, nelle vetrate di Saint-Denis, 1140. Questo è precedente. Quindi a oggi questa è la rappresentazione in affresco più antica al mondo conosciuta. E lo stesso l'Ultima Cena. Quella è ancora più particolare, perché non è un'iconografia, cioè un modo di rappresentare che ci appartenga. È fatta in un modo particolare. Intanto il tavolo è a mezzaluna. Noi, nella nostra rappresentazione, abbiamo il tavolo rettangolare con a capo tavola da una parte e dall'altra con Giotto al centro il Cristo e tutti quanti gli apostoli messi con lo scranno senatorio, si dice così, tutti quanti da una parte. Qui no, tavola a mezzaluna come nella iconografia orientale. Per la prima volta qui vediamo, una delle primissime volte, perché qui siamo nel XII secolo, quelle del 1080, 1040 più o meno, troviamo gli apostoli messi a gruppi di 2, 3, come vedremo soltanto in Leonardo da Vinci, ma parliamo di 300 anni dopo. Giuda, più piccolo, messo al di qua del tavolo, perché ha tradito, quindi senza l'aureola in testa, vestito di rosso, non di giallo come farà Giotto, perché ha versato il sangue del Cristo, non il giallo del tradimento. E poi la cosa fondamentale che rende unico questo affresco è quello che c'è sulla mensa. Non c'è il pane e il vino, ma le coppe con i pesci, tradizione anche questa orientale. E il gesto degli apostoli che fanno questo gesto verso la parte centrale del calice più importante, ictis, il simbolo del Cristo, che ricevono il mandato sacerdotale e contemporaneamente consacrano. Questo a oggi è l'unico conosciuto. Ma quanto ama lei questo luogo? Tanto perché conosco ogni sasso di questa chiesa. Io ho una emozione molto forte quando ci sto dentro, anche perché penso che le persone che ci sono state abbiano lasciato una parte di loro qui dentro. E penso anche che questo io non l'ho ricevuto in eredità da quelli prima di me, ma in prestito da quelli che vengono dopo. Io lo devo tutelare per loro. Quindi lo amo come un figlio. Chiudiamo la nostra passeggiata a Ronciglione con Luca Lucidi, direttore dell'agenzia di Ronciglione della BCC di Roma. Abbiamo visto un bellissimo paese, un centro storico veramente bello, le chiese, le tradizioni, ma Ronciglione offre anche tanti servizi e tra questi la vostra banca. È vero, questo è vero. Noi siamo qui a Ronciglione da 3 anni. E per volere del nostro presidente Liberati e di tutto il management, sicuramente la BCC di Roma, essendo una banca che si ispira alle tradizioni mutualistiche appunto del movimento del credito cooperativo, è una banca vicino alle persone e alle famiglie, alle piccole e medie imprese e anche a tutto il settore agricolo che per Ronciglione, specialmente nell'ambito delle nocciole, costituisce il caposaldo dell'economia locale. Nel periodo delle nocciole aumenta il lavoro in banca? Sicuramente, noi abbiamo anche delle offerte molto importanti per quanto riguarda il settore dell'agricoltura, infatti è stato ristrutturato tutto il settore agricolo della banca con offerte agli agricoltori. Noi specialmente su questo territorio ci stiamo muovendo in collaborazione soprattutto con le cooperative che rappresentano il settore nevralgico della raccolta delle nocciole. Sicuramente poi date una mano alle associazioni del territorio
Ho visto una maglietta lì con tutte le firme, che cosa significa? È vero. Noi, specialmente io, ma anche diciamo, rappresento l'istituto, siamo molto vicini al settore dell'associazionismo, soprattutto per quanto riguarda beneficenze per tutte quelle associazioni che si occupano di famiglie bisognose, di bambini in età scolare e prescolare che hanno problemi economici e sociali soprattutto, e ultimamente abbiamo anche supportato delle iniziative per quanto riguarda bambini che venivano dall'Ucraina o da altri paesi soggetti a guerre, quindi abbiamo finanziato delle opere di prescolarizzazione con l'acquisto di computer e materiali scolastici. Poi è anche un volano importante per il lavoro, perché i dipendenti sono qui del territorio. Sì, tutti i dipendenti siamo del territorio di Ronciglione e di paesi qui limitrofi a Ronciglione, e il vanto nostro è che siamo una squadra unita e che comunque conosciamo direttamente le persone di Ronciglione e offriamo la nostra massima di disponibilità. Una domanda che ho fatto un po' a tutti: che cos'è Ronciglione per lei? Ronciglione per me è un ritorno alle origini, perché mamma è di Ronciglione, i miei nonni di Ronciglione, e quindi per me è motivo d'orgoglio essere ritornato qui a Ronciglione, oltre che ad abitare anche a lavorare e mettere in campo la mia professionalità per la crescita del nostro paese e del mio paese. Vogliamo chiudere il nostro incontro con un invito? Invito tutti a venire a Ronciglione, soprattutto oltre a visitare le bellezze naturalistiche e paesaggistiche del nostro paese, anche per vedere le numerose manifestazioni che si svolgono qui a Ronciglione. In primis il Carnevale, reputato tra i 10 carnevali più belli d'Italia, e in secondo le nostre corse a vuoto, manifestazione unica in tutto il mondo. Grazie ancora per l'invito che ci avete fatto, e quindi Ronciglione vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia potete consultare il sito tv2000.it/Borghi d'Italia. Buone passeggiate a Ronciglione in provincia di Viterbo. Ciao e mi raccomando, viaggiate in sicurezza!